cerchiamo di rimediare. E intanto benvenuti per essere venuti stasera, nonostante il tempo un po' problematico di venire sotto il sole. Io intanto mi presento per chi non mi conosce, io collaboro con la compagnia Unipolsai di Novi Ligure e sono subagente di Serravalle, gestita da Lorenzo Bighi che ha preparato questa serata e che salutiamo un attimino perché è il signore qui presente. Allora, il motivo principale di questo incontro che l'Unipolsai ha voluto organizzare è quello di far conoscere un po' a tutti come muoversi nell'ambito delle pensioni, perché è un problema abbastanza gravoso in questi ultimi momenti. Per cui io non voglio farvi aspettare ancora oltre, ho due relatori importanti, vi dico soltanto che la serata durerà circa 40 minuti, giusto? Più o meno 40 minuti, poi alla fine dell'intervento se volete fare delle domande per chiarimenti da condividere con noi e dopo ci possiamo salutare con un brindisi, con un aperitivo. Io vi lascio subito perché ho già perso troppo tempo ai relatori dell'Unipolsai. Il relatore principale è il signor Fabio. Oltre alla previdenza complementare, un qualcosina in più, il cosiddetto welfare. Non so se avete già sentito parlare di welfare. Dietro questa parola ci sta di tutto e di più, perché dietro la parola welfare c'è l'azienda che prevede per i propri dipendenti dei benefit, piuttosto che il welfare famiglia, ossia le attività che il consulente assicurativo predispone per voi per capire quelle che sono le vostre esigenze in particolare. Andiamo subito nel merito. Due parole su quello che è Unipolsai. A livello di premi danni, Unipolsai è la prima compagnia assicurativa per premi danni. Ha la più grande rete agenziale, 2600 agenzie, in totale ci sono 20.000 agenti e subagenti, quindi una quantità di persone molto importante. Gestisce asset da circa 53 miliardi, quindi è una realtà molto importante a livello Italia. Vorrei entrare nel merito di quello che è il discorso, la tematica di questa sera, quindi il welfare. Il welfare di cui volevo parlare è, come indicato in questa slide, è il risultato di un insieme di strumenti e elementi che ci permettono di individuare la protezione, la salute e la sicurezza per il futuro, quindi al di là del discorso prettamente pensionistico, quindi relativo a quella che è la nostra futura previdenza, voleva anche individuare quelli che sono altri aspetti del welfare, quindi la protezione, la salute, la sicurezza. Una cosa che poi torniamo indietro, una slide fonte Ipsos, quindi una nostra elaborazione, è una indagine che è stata fatta a livello Italia. Quali sono i timori dei risparmiatori? Magari dentro di voi cercate di vedere se effettivamente corrispondono. Il primo timore che viene evidenziato, quindi per l'83% di persone, è la salute, la malattia e gli infortuni. Quindi le preoccupazioni maggiori delle persone sono: mi succede qualcosa, svolgo un'attività lavorativa, se ho un infortunio che cosa faccio? Se mi rompo un braccio, che cosa faccio se non ho nessuna tutela? Oppure, se sono io l'unica persona che lavora nella mia famiglia, ho dei figli a carico, la moglie che lavora part time, se mi succede qualcosa, dove va a finire la mia famiglia? Oppure, non sto bene, non ho autosufficienza, qui andremo a vedere. Quindi, questi sono
timori dei risparmiatori. Quindi le preoccupazioni maggiori che hanno le persone sono queste. Ma la risposta delle persone è questa: solo l'11% di queste persone adotta una soluzione assicurativa. Vuol dire che tutte le altre compongono questo 83% di intervistati che hanno dato questa risposta. Hanno sì un problema, una preoccupazione, una paura, però questa paura poi se la tengono dentro di loro e non cercano di risolverla in qualche modo, perché per i rischi importanti la soluzione è trasferire il rischio a qualcun altro. Chi meglio di una compagnia assicurativa può tutelarci nel momento in cui avvengono determinati eventi che possono pregiudicare l'economia familiare? Ora io con welfare o il servizio non entro in ambito azienda, perché nell'azienda ovviamente ci sono dei consulenti che in modo molto più organizzato individuano quello che è il rischio di un'azienda. Io mi rivolgo a quello che può essere il rischio famiglia. È corretto ovviamente in primo luogo devo aver capito e evidenziato quella che è la mia esigenza, cioè io ho paura che mi può succedere qualcosa perché poi lascio in difficoltà la mia famiglia. Bene, a questo punto quale può essere la mia risposta? Me la tengo io la preoccupazione o la scarico su una su qualcosa che ha le spalle più grosse delle mie? Vedasi compagnia assicurativa, perché in questo caso io questa preoccupazione la riesco molto a diluire perché la trasferisco ad altri. Faccio l'assicurazione una protezione efficace dal rischio, tutela e salvaguardia i risparmi di vita. Solo con una soluzione assicurativa io riesco a tutelarmi dagli eventi che possono forse accadere, però io sto tranquillo perché se succedesse qualcosa, e in questi tempi purtroppo succede, io sono tutelato e so che un qualcuno mi aiuta, ed è questa la funzione tipicamente riconosciuta in una compagnia assicurativa. Questa slide vi evidenzia quelle che sono le motivazioni del risparmio. La domanda che è stata fatta è questa: tu caro intervistato, mi puoi dire perché risparmi? Nella maggior parte dei casi, ma è una cosa costante dal 2007, per un 40% le persone risparmiano perché hanno paura di altro o imprevisti. Non risparmiano per un progetto, per qualcosa che vogliono fare fra 5, 10, 15, 20 anni, ma risparmiano perché hanno paura che può succedere qualcosa. Se succede quel qualcosa, mettono da parte dei soldi. Ma non è detto che questi soldi che hanno messo da parte, questo capitale che è da parte, sia in grado di ripristinare il danno che è stato fatto o che si è verificato. È detto che le altre motivazioni sono ben più limitate. È sbagliato mettere da parte dei soldi per altri imprevisti, perché altri imprevisti io lo risolvo con una soluzione assicurativa. Io vado a tutelare il capitale umano, il capitale immobiliare, non mettendo da parte dei soldi sul conto corrente, ma affidandomi a un'analisi assicurativa. Quindi attraverso la pianificazione assicurativa un consulente efficace, preparato, mi riesce a dire: tu mi manifesti una preoccupazione per questa problematica, questa è la soluzione, quindi non ti preoccupare, non devi lasciare i tuoi risparmi sul conto corrente, svincolali, fanne cosa vuoi, perché tu hai una risposta. Se si verifica un determinato evento, hai una risposta con questa soluzione assicurativa.
ce l'ho qui la slide di riferimento, ma vi posso dire dalla statistica che ci mandano, sui conti correnti in Italia ci sono 1500 miliardi lasciati lì, per il motivo che vi dicevo prima, perché le persone in primo luogo hanno avuto esperienze negative dagli istituti bancari, perché è arci noto che tante volte consulenti bancari, ma lo vediamo anche dalle cronache che sentiamo, per vari motivi hanno consigliato ai propri clienti delle soluzioni un po' diciamo le ortodosse, giusto per non andare oltre. Questo è un motivo sostanziale, ma un altro motivo è il discorso che dicevo prima, autoassicurazione. Tante persone lasciano vincolato soldi sul conto perché non adottano soluzioni assicurative. Se io sono, come dicevo prima, in un nucleo familiare l'unico portatore di reddito, sarebbe una cosa corretta aderire alla proposta del consulente assicurativo che mi tutela in caso di premorienza, perché per garantire un capitale di 100.000 euro mediamente il costo è molto più contenuto, 200, 300, 400 euro. Con questa spesa, tra virgolette spesa, che non dovrei neanche dirlo, però io mi tutelo nei confronti di un capitale di 100.000 euro. Qualsiasi cosa mi succeda nella mia vita, io riesco a tutelare il mio patrimonio umano. Cosa c'è più importante della nostra vita piuttosto che tutelare altre cose? In primo luogo io mi devo tutelare la mia vita, che è la cosa più importante. Non devo andare a spendere migliaia di euro con un contributo contenuto rispetto alla garanzia che vado ad acquistare. Io sono a posto. Se mi succede qualcosa, la mia famiglia non va a chiedere, come posso dire, l'elemosina in giro. Comunque il mio contributo che ho scelto di destinare a questa tutela è finalizzato appunto a garantire questa la serenità dei tuoi cari. Primo step, la tutela del capitale umano. Non puoi prevenire il futuro, ma puoi garantire serenità alla tua famiglia. Normalmente in questi incontri non si parla di prodotti come posso dire, combinato disposto non se ne parla, ma una slide, giusto per farvi un attimo una sintesi di quelle che sono le garanzie di questo prodotto. Tutela la premorienza, cioè se si verifica la morte dell'assicurato, la famiglia può beneficiarne di un certo capitale. Quindi l'obiettivo è tutelare la famiglia in caso di perdita del reddito dell'assicurato, cioè la persona su cui si tutela il rischio. Far fronte agli impegni finanziari, garantire la realizzazione di progetti di vita, università, iniziatività, eccetera, eccetera. Una cosa che mi è venuta in mente, avete ricevuto nella cartellina un foglio dove vi chiede se volete avere approfondimenti su determinate tematiche, poi vi farete riferimento alla vostra gente. A tutti coloro che inseriranno la propria email, la compagnia manderà una mail dove ci sarà una proposta di card Si Salute in regalo. La compagnia mette a disposizione questa card Si Salute che vedete qui a tutti coloro che rilasceranno la propria mail. La card Si Salute prevede un anno di prestazioni sanitarie presso i centri convenzionati di salute a prestazioni scontate, a tariffe scontate in strutture convenzionate. La preoccupazione che abbiamo visto prima è la non autosufficienza. Che cosa vuol dire non autosufficienza? Vuol dire incapacità di svolgere in modo autonomo le proprie abitudini, le proprie funzioni quotidiane. Talvolta ci sono pubblicità dove i nostri concorrenti fanno vedere delle immagini dove una persona viene affiancata dalla figlia o da una persona più giovane,
ma quella non è la non autosufficienza, quindi la pubblicità che viene fatta in quel contesto non dico che è ingannevole, ma un pochino sproporzionata, perché la non autosufficienza si verifica nel momento in cui una persona non è in grado sostanzialmente di fare niente, ha bisogno 24 ore su 24 di un aiuto. La non autosufficienza creano paura per le persone che comunque ce l'hanno confermato in questa intervista. In Italia ci sono circa 3.400.000 persone che sono non autosufficienti, che hanno bisogno di un aiuto 24 ore su 24. In questo caso, se si valuta e verifica la necessità attraverso una pianificazione assicurativa che viene fatta, come dicevo prima, dal consulente di vostra fiducia, questa è la nostra azione, un aiuto a chi si trova in questa situazione, che non è poco. Alcune informazioni di assistenza al personale sufficiente, il 67% non ha nessun tipo di assistenza, il 21% riceve qualche forma di assistenza dalla domiciliare da parte dello Stato, il 12% si avvale di servizi privati, ma vi porta a ragionare su che cosa vuol dire avere a che fare con una persona non autosufficiente. Il fatto di trovarci purtroppo in una situazione del genere può portare comunque a uno squilibrio di tipo economico nel nucleo familiare, perché gestire una situazione del genere comunque ha un costo e non è poco, non da poco. Con una garanzia assicurativa si riesce a ovviare a questa problematica. La soluzione assicurativa infatti esiste e c'è. Quindi quello che dicevamo prima, senza entrare troppo nel merito di prodotti e strumenti assicurativi. Primo livello della pianificazione assicurativa, cioè pianificazione assicurativa intesa nel senso di individuare quelle che sono le soluzioni assicurative che mi interessano. Io manifesto delle paure e delle preoccupazioni, non mi devo preoccupare perché ci sono delle soluzioni che mi vengono proposte, ripeto, dal consulente assicurativo di mia fiducia, che mi permettono di stare tranquillo. Abbiamo visto prima, in caso di premorienza, uno dei timori principali, la non autosufficienza, un altro timore non da poco che viene valorizzato. Pianificazione assicurativa. Entriamo a quello che è un aspetto che negli ultimi periodi viene sempre di più valorizzato. Non so se alcuni di voi hanno ricevuto la busta arancione. No. Allora, la busta arancione è una comunicazione che è stata inviata dall'INPS o che viene inviata dall'INPS per tutti coloro che non hanno a disposizione un codice dispositivo per accedere al sito INPS. In questa comunicazione sono evidenziate indicazioni, valori in prospettiva del momento in cui io andrò a prendere la pensione. Tali comunicazioni non sono precise all'euro perché fanno riferimento a delle valutazioni meramente ipotetiche. Per esempio si fa riferimento a un PIL Italia 1,50, è da anni che non è più così, ahimè. Quindi, giusto per dirvi, queste indicazioni che vengono fornite non sono da prendere come oro colato, ma sono da prendere come alert e, come posso dire, allarme per farci capire che in prospettiva futura quello che stanno prendendo le persone che adesso sono in pensione non sarà più così, perché in prospettiva futura il metodo di calcolo della pensione non sarà più
così, perché si è passati da un retributivo a contributivo, quindi la pensione sarà calcolata sulla base dei contributi che ciascuno di noi ha versato. Chi ha versato poco in previdenza, in gestione X, si troverà poco, motivo per cui per tanti motivi noi supportiamo in maniera importante quelle che sono le comunicazioni che sono state inviate da parte dell'INPS. Cioè l'INPS ha cercato di sollevare il problema dicendo: attenzione, in prospettiva futura non riusciremo poi noi a darvi una risposta come stiamo dando a tutti coloro che adesso stanno percependo la pensione o l'hanno percepita. Le cose cambiano e di tanto. Il fatto di passare al metodo contributivo va a ridurre in maniera importante quello che è il calcolo della pensione, perché poi quindi non rifletterci. Indice di dipendenza di over 65, si è passati da una percentuale del 26% e in prospettiva futura 2050 si arriverà al 63%. Quindi in questo momento come si riuscirà l'INPS a garantire un trattamento pensionistico decoroso e accettabile? Punto interrogativo. Quindi da questa considerazione, perché se ne abbiamo la possibilità, non pensare a crearci un gruzzoletto che poi in prospettiva futura ci può essere utile per integrare quello che sarà quello che l'INPS ci erogherà? Queste sono tutte considerazioni che ci fa piacere condividere anche con voi. Via via che gli anni passano, la pensione di vecchiaia aumenterà sempre di più. 2032 pensione di vecchiaia 68 anni. Questi sono tutti indicatori che ci dicono: pensa a quello che sarà la tua pensione futura, perché non sarà più come oggi. Un altro aspetto rilevante è quello che ci può interessare relativamente al risparmio fiscale. Il versamento in previdenza complementare viene, come posso dire, supportato dallo Stato con una deducibilità fiscale. Tutto quello che viene versato in previdenza complementare fino ai 5.164 è deducibile, salvo per ad oggi coloro i quali si trovano nel regime forfettario. Io vi mando questa comunicazione, poi voi prendetela come vi può essere, diciamo, quello che vi riguarda a voi. Scusa, sull'ordo o sul netto? Cioè la fascia di reddito della liquida viene calcolata L'ordo, sull'ordo? sì. Livelli di reddito, aliquota. Chi di voi si trova nel forfettario ad oggi, non so se c'è qualcuno che si occupa di fiscalità anche, non è deducibile il contributo, però per coloro che si trovano nel forfettario aggiungerei una precisazione: non è deducibile il contributo, però alla scadenza non ho neanche di tassazione. Per il forfettario, se non sbaglio, è prevista una diminuzione del contributo in gestione obbligatoria. Il datore di lavoro mi deve poi erogare nel momento in cui io mi dimetto o mi licenzia e altro. Scelgo di trasferire il TFR in previdenza complementare. C'è un vantaggio, mi viene evidenziato su questa riga: al quinto anno, se verso in previdenza complementare ho un capitale di 8.152 rispetto ai 7.390, perché anche in questo caso è valorizzato la scelta di destinare il TFR in previdenza complementare. Ci sono dei vantaggi non soltanto per il dipendente, ma anche per il datore di lavoro. In entrambi i casi noi ci rendiamo conto che queste informazioni non sono assolutamente valorizzate, perché il TFR, se viene considerato necessario da
trattenere in azienda perché è autofinanziamento, ok? Ma se il TFR non viene ritenuto necessario lasciarlo in azienda per autofinanziamento, sarebbe opportuno destinarlo alla previdenza complementare, con vantaggio sia per il dipendente, perché comunque nel momento in cui ha la liquidazione del TFR ha una tassazione più favorevole se è stata destinata alla previdenza rispetto a un TFR normale, ma anche il vantaggio per il datore di lavoro, perché non deve rivalutare il TFR, non deve pagare per questo fondo di garanzia. Sono tutte dei costi in più che gravano sul TFR che viene trattenuto in azienda. Io non so i casi vostri specifici,